Dottor Gabelli, oggi nel suo intervento ha focalizzato un aspetto particolare della malattia dell'Alzheimer, in una versione potremmo dire giovanile, quindi non solo over 65 ma anche una malattia precoce. Sicuramente c'è una fascia piccola ma significativa di chi si ammala di questo problema, di questa malattia, che è particolarmente giovane e quindi, pur essendo la biologia molto simile a quella che troviamo nell'anziano, tuttavia presenta delle peculiarità che creano un particolare problema alla famiglia, al malato, di cui dobbiamo tener conto. Questo ha fatto sì che, dato che erano pochi, si fosse data troppa poca attenzione a questa fascia di pazienti. Quindi quello che noi facciamo è di accendere un faro su questo tipo di popolazione, cercare di spiegare perché dobbiamo occuparcene più attivamente, sia come medici, sia come assistenza generale territoriale. Queste persone, che sono nel Veneto circa 2000, sono attualmente assistite presso gli ambulatori, ma devono spesso aspettare una diagnosi anni, e questo non è una cosa positiva. L'avvento, che speriamo prossimo, di terapie capaci di rallentare significativamente la malattia è un obbligo da parte nostra di curarci più attivamente di questo aspetto. È importante anche che le cosiddette case di riposo facciano il loro ruolo, perché sono spesso disegnate e pensate per persone anziane, e invece quando c'è bisogno per queste persone si fa fatica a trovare una giusta collocazione. Dottore, quindi potremmo dire che oggi è importante fare rete in maniera capillare, perché l'ambiente è parte essenziale anche del processo di cura della persona, anzi della presa in carico della persona con questa tipologia di disturbi. Lei ha detto una cosa importante, perché in effetti quello che vediamo noi carente non è solo la diagnosi, come abbiamo detto prima, ma anche la fase post-diagnostica. Cioè, nella fase post-diagnostica c'è tutta la fase della presa in carico, del sostegno ai familiari, non solo al caregiver. Pensiamo ai figli di queste persone che sono ancora giovani, hanno dei figli giovani, talvolta anche minorenni, quindi che devono essere presi in carico da chi ha professionalmente questo tipo di dovere. Quindi è importante sviluppare delle professionalità diffuse che comprendano anche servizi territoriali, quindi assistenti sociali, infermieri, servizi infermieristici, quelli che si chiamano case manager, che riescano a gestire tutte queste varie complesse problematiche che sviluppano nel corso della malattia. Anche per quanto riguarda, le fasi un po' più avanzate, quindi quando c'è bisogno che il paziente trovi un appoggio o temporaneo o definitivo presso una residenza, bisognerà sviluppare qualcosa di nuovo, perché l'introduzione di queste persone che hanno magari 50 anni in ambienti pensati per ospiti geriatrici non è sempre appropriato, quindi sviluppare nuovi progetti su questo è estremamente importante.